Benvenuti a tutti i telespettatori di Televenezia. Dopo gli spot che forse alcuni di voi hanno visto, siamo finalmente arrivati alla prima puntata di Stanno facendo 48. Come avevo preannunciato, il 48 è legato ai motti insurrezionali del 1848, quelli che ci hanno liberato dagli austriaci, un momento di grande crisi e confusione. Oggi la crisi e la confusione sono dovute in realtà non a una guerra, per fortuna, ma a una situazione pandemica mondiale che è altrettanto grave e che probabilmente fa anche più morti di una guerra. Una situazione che ci ha colti impreparati per varie ragioni, intanto perché probabilmente noi cittadini non lo aspettavamo, l'abbiamo visto nei film, ma mai avremmo immaginato che sarebbe potuto succedere, e in parte perché tutti voi avrete seguito le polemiche, c'è stata la grossa problematica di un piano pandemico non aggiornato e quanto ne è conseguito. Ne parleremo oggi con tre ospiti che sono con me: Salvatore Liard, che è portavoce del Movimento per la difesa della sanità pubblica veneziana. Salvatore, benvenuto. Grazie, buongiorno. Il dottor Maurizio Manno, che è un ex medico, coordinatore Veneto Sanità Pubblica, Covesap. Grazie anche a lei di essere con noi. Medico in pensione, Medico in pensione, va bene, però pur sempre medico. E poi il certo. dottor Luciano Lamarca, medico anestesista e palliativista, che anche porterà delle esperienze su questo tema. Grazie anche a lei di essere con noi oggi. Anch'io pensionato, eh. Tutti pensionati, ma tutti medici, voi perlomeno. Comunque, Certo. una professione che credo non si dimentica col tempo, anzi fa parte del DNA vostro, di ciascuno di voi. Ora, per venire al tema di oggi, quindi, dicevamo una pandemia che nessuno si aspettava, che ha creato grandissime problematiche e che soprattutto forse all'inizio è stata sottovalutata. Per questo diciamo cosa non ha funzionato. E per ricordare quell'inizio io pregherei Matteo in regia di mandare il primo contributo filmato che si riferisce al 2 febbraio 2020, quindi un po' più di un anno fa, dove evidentemente anche chi avrebbe dovuto pensarci non aveva forse le idee chiare di quello che sarebbe successo. Vediamo questo contributo filmato preso da Rai. Ecco, questo era l'ottimismo, mi verrebbe da dire eccessivo, visto poi l'evolversi della situazione, sia del ministro che del professor Burioni. Troveremo poi adesso, vi mostreremo degli altri contributi filmati che in realtà dimostrano quanto questa visione, che non fu solo loro, ricordo su tutti il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che diceva che non c'era nessun problema, bisognava andare in pizzeria, il presidente della regione Luca Zaia che in una prima fase ha detto che assolutamente non bisognava chiudere le fabbriche perché era importante mantenere le attività produttive aperte. Stiamo sempre parlando di febbraio dell'anno scorso, sembrano passati 100 anni, in realtà siamo ancora in lockdown. Allora, dottor Manno, io lo chiedo a lei, che cosa resta di questo ottimismo un anno e un mese dopo? Sembra un'altra storia. Credo che siano stati fatti molti passi in avanti, al di là delle evidenti critiche a queste valutazioni errate che tendevano evidentemente a tranquillizzare in maniera così fortemente smentita, però nessuno poteva prevedere che le cose sarebbero andate in questa maniera. Quello che non possiamo però accettare è che si torni a fare gli errori che sono stati già commessi, errori in termini di disorganizzazione, di mancata o errata informazione, errori di sottovalutazione dell'evoluzione del virus che nel giro di poche settimane o addirittura giorni in alcuni contesti particolari può sviluppare una diffusione esponenziale dei contagi e a seguire, come poi vedremo, dei ricoveri e dei decessi. Ecco, questo non è accettabile. Rifare gli errori già fatti credo che non sia accettabile. Dottor Liad, a proposito di questo, io so che voi come movimento civile, rappresentante dei cittadini, avete invece sottolineato degli errori che a vostro avviso nella Regione Veneto sono stati compiuti e addirittura, se non erro, c'è stata una denuncia alla Procura della Repubblica. Sì, sicuramente. Io penso che una forte criticità su cosa non abbia funzionato in Veneto sia stata proprio la pretesa di affrontare le tre
pandemie, le 3 fasi, con la stessa attrezzatura, con la stessa cassetta degli attrezzi del periodo pre-Covid. Qual era questa cassetta degli attrezzi? A tutt'oggi, ripeto, è rimasta inalterata. La cosa ci è data più evidente dal piano sociosanitario regionale 2019-2023 e questo stesso piano di programmazione e pianificazione sociosanitaria aveva messo in evidenza forte criticità. Io provo ad elencarne alcune che sono state fatali nel gestire l'emergenza sanitaria Covid-19. La prima, la questione della forte carenza di organico. Medici specializzati, medici ospedalieri che nel periodo Covid si faceva fatica a reperire, ma avevamo difficoltà anche nel periodo pre-Covid. Così come la questione degli infermieri. E poi c'è un altro aspetto, secondo me, da ricordare, è Dottor che Liad, fermo un attimo, mi perdoni, lo tenga al secondo aspetto perché vorrei analizzare punto per punto. Lei ha parlato di infermieri, ma ha parlato di personale in generale e credo, dottor Lamarca, lei concorderà con me che una delle principali figure che sono venute a mancare è stata proprio quella degli anestesisti. Guardi, noi come sindacato degli anestesisti a ROI EMAC da anni denunciamo la carenza di organico che dai piani sociosanitari nazionali degli ultimi 15 anni ha visto un depauperamento progressivo fino a perdere oltre 3-4 mila unità a livello nazionale. C'è una denuncia fortissima fatta dal nostro presidente ancora in giugno del 2020 che chiedeva con forza, unitamente alla Società Scientifica degli Anestesisti, la SIARTI, un incremento potente del numero non tanto degli anestesisti, ma delle borse di studio, perché veda, qui c'è stato un rimpallo di responsabilità perché la regione che bandisce i concorsi che vanno poi deserti si rifà al MIUR dicendo ma è l'università che non incrementa il numero delle borse di studio, senza le quali non vi è l'accesso alle scuole di specializzazione. L'invito ad incrementare le borse di studio passa attraverso però aspetti di tipo economico-finanziario. Se non ci metti sopra i soldi, le borse di studio non vengono attivate. Allora lei capisce che questo problema, che è squisitamente politico, passa attraverso la frammentazione della sanità nazionale in 20-21 sistemi sanitari regionali differenti, con potenzialità diverse e sperequazioni anche in termini di potenzialità economico-finanziarie differenti. Il Veneto poteva benissimo attivare altre 30, 40, 100, 200 borse di studio, ma avrebbe comunque dovuto avere l'autorizzazione del Ministero. Allora, Certo. se tu non svincoli le autonomie in maniera completa, questo problema non lo risolverai mai. D'altra parte, accentrare o nazionalizzare nuovamente la sanità avrebbe potuto forse superare in questa fase drammatica questi impacci che sono squisitamente burocratici. Detto fra noi però, e torniamo al punto, vi è stato un forte richiamo in questo anno trascorso. Nell'estate del 2020 ci attendevamo tutti che si ponesse in essere almeno l'inizio di un nuovo corso, cambiare la rotta verso un'integrazione di quelle che erano le carenze strutturali che, come diceva prima Salvatore Liard, datavano da ben prima della pandemia. La Io blocco un mi attimo rifaccio, perché, prego. mi perdoni, la tengo in sospeso perché volevo fare un passaggio sul dottor Manno, perché io ricordo che a un certo punto il presidente Zaia
aveva dichiarato ed era entrato in rotta di collisione, addirittura con l'ordine dei medici, se non ricordo male, che lui avrebbe voluto prendere anche i laureandi, metterli in corsia perché c'era una atavica mancanza di medici. Ma a questo punto era pura propaganda, era una cosa che si poteva fare, avrebbe risolto in parte questo problema. Lo chiedo a lei e poi ritorno dal dottor Lamarca. Ma qui siamo all'agosto del 2019. Ricordo questo episodio perché io ero in ferie già pensionato e mi ha rimesso un po' in ballo, ex direttore di una scuola di specializzazione di medicina del lavoro, in particolare dell'Università di Napoli, per quasi 20 anni. E mi ricordo che quella volta scrissi al mio rettore, poi ministro Manfredi, e al CUN, l'organo di direzione del Consiglio Universitario Nazionale, perché ritenevo questa iniziativa del presidente Zaia diciamo così, d'autorità, sostanzialmente, conferire una specializzazione con un corso di 70 ore, credo, a fronte di una legge, che è la legge Gelmini, che dal 2010 ha diciamo, aggiornato alcune regole fondamentali per il conseguimento di una specializzazione medica, che sono piuttosto complesse e che devono soddisfare dei requisiti di qualità che si articolano in 4 o 5 anni, con un percorso rigoroso che prevede una rete formativa di cui fa parte l'università, ma anche le strutture ospedaliere periferiche. Cioè è uno schema piuttosto complesso e articolato che sicuramente non si può bypassare con una norma regionale fai da te e che attribuisca, al di là degli aspetti, come dire, sindacali, ma qui ne va della sicurezza dei pazienti, Del paziente, del certo. fatto di rispettare. Quindi io ero assolutamente contrario a questa cosa e non credo che si possa risolvere il problema con l'autonomia, anche perché ci sono degli standard nazionali che ormai stanno diventando europei, che devono essere Sì, ma rispettati. difatti volevo tornare da lei, dottor Lamarca, proprio per questo mi pare di capire, da quello che dice il dottor Manno, che siamo alla solita strategia italiana di mettere la toppa al buco, invece primo di prevenirlo il buco e secondo di ripararlo come dovrebbe essere adeguatamente riparato. Quindi non c'era nulla di efficace in questa idea e poi nei fatti non è successo comunque nulla. Ma guardi, io per spiegare anche ai nostri telespettatori la problematica, in maniera che tutti possano capire, comprendere di che cosa stiamo parlando, faccio un esempio banalissimo che penso sia però comprensibile a tutti. È come voler automaticamente autorizzare e dare il brevetto per guidare un 747, un Boeing che fa le rotte intercontinentali, un pilota di Piper. Questo è l'esempio. Cioè si chiede a un anestesista rianimatore una competenza che ha uno standard elevatissimo a livello internazionale. Noi non abbiamo nulla da invidiare a nessun altro anestesista del mondo e le posso garantire che in qualsiasi paese del mondo lei finisca, il livello qualitativo delle prestazioni sanitarie di un anestesista è standard. Non si può utilizzare, perché mancano i fantaccini, anche le riserve, o peggio ancora spostare sul fronte occidentale quelli che erano in Africa ad Alamein. Cioè è stato fatto questo. Perché? Perché se mancano medici, l'unica soluzione per gestire l'incremento di posti letto, che comunque c'è stato, e poi le spiego se vuole come, è stato eliminare automaticamente tutta l'attività di sala operatoria. Sono stati bloccati gli interventi d'elezione, hanno recuperato un certo numero di anestesisti, non solo, ma addirittura le sale operatorie sono state convertite in posti letto di terapia intensiva. Però mi consenta, per completare il ragionamento fatto dal collega Manno e anche che abbiamo sentito da Salvatore Lier, sulla carenza di organico che è ormai cronica.
Io ricordo anni fa, vado per aneddoti ormai, anche perché negli ultimi miei 11 anni ho fatto il medico palliativista e quindi ho fatto tanta medicina narrativa. Ricordo proprio a San Donà l'allora primario di pronto soccorso, di cui mi taccio, non dico il nome, che uscì con un articolo su un quotidiano locale per rintuzzare un'accusa fatta da un paziente sulla lungaggine dell'arrivo di un'autoambulanza. Ebbene, lui mostrava un parco macchine di 6 autoambulanze a disposizione del pronto soccorso di San Donà di Piave dell'epoca. Peccato che si dimenticò di dire che gli equipaggi operativi erano 2. Allora qui ci troviamo di fronte allo stesso metodo di informazione parziale. Non è stata detta una bugia, non è stato mentito sul discorso dei 1000 teorici posti letto di terapia intensiva, così tanto propagandati in maniera assolutamente demagogica e tranquillizzante, diciamo sedativa, sugli animi magari un pochino più accesi dei veneti da parte del nostro governatore Zaia. È inutile avere 1000 posti letto di terapia intensiva se poi non hai gli anestesisti e gli infermieri, non infermieri di terapia intensiva, anch'essi specializzati, in grado poi di gestirli. Ed esistono degli standard nazionali ed internazionali sul rapporto tra medici, infermieri di terapia intensiva e posti letto. Mi fermo qui. Quindi mi pare di capire, prima di passare al dottor Liad che lei ha menzionato, che noi abbiamo un po' un difetto tutto italiano. Io non so se sia verità perché a quell'epoca non ero vivo, ma non ero ancora nato meglio, ma ricordo che mio nonno mi raccontava che quando Hitler venne in Italia a far visita alle truppe italiane, praticamente spostavano le stesse truppe lungo il percorso del treno, prima da Milano a Bologna, poi da Bologna a Firenze, in modo tale che Hitler rimanesse favorevolmente colpito da questo enorme dispiegamento di soldati, per poi arrivare fuori Gaeta quando le navi militari italiane, che non so quante fossero ma erano poche, continuavano a girare dietro l'isola per sembrare molte di più. Ora, a me sembra un po' assurdo che dopo tutti questi decenni noi siamo ancora rimasti a livello politico, perché di questo che stiamo parlando, legati a una visione alla Totò, se mi permettete, perché da quello che voi mi state dicendo, e chiedo conferma al dottor Liard, mi pare che in questo paese ci sia molta propaganda e pochi fatti. Poi voglio dire, siamo stati tutti intimoriti, ci siamo messi tutti intorno al capo, qualunque capo esso fosse, e siamo stati un po' in silenzio. Ma qui stiamo parlando di oltre 100.000 morti, quindi il problema si deve affrontare in qualche modo. 100.000 morti nel paese e 10.500 decessi nel Veneto. Però io vorrei continuare perché la mia preoccupazione è che nonostante ci sia questa pandemia che sta provocando disastri, danni non solo sanitari, sociali, economici, non vorrei che si ritornasse come prima e che sembra che oggi l'unica soluzione sia il vaccino. Allora, per ritornare alla carenza cronica di organico, abbiamo non soltanto medici ospedalieri, ma anche medici di medicina generale che oggi si stanno adoperando, stanno lavorando sodo, sono stressati, non ce la fanno più. Noi sappiamo che nel 2027 1.270.000 veneti rimarrà senza il medico di medicina generale. E vogliamo andare oltre. Una carenza cronica anche questa per quanto riguarda gli infermieri. Abbiamo un'età media vecchia, 48 anni è l'età media, turnover che non vengono rispettati, stress lavorativi, ferie che vengono saltate. Io penso che bisogna assolutamente subito o si mette mano oppure probabilmente il Covid farà degli effetti collaterali per cui avremo ancora di più collassi all'interno degli ospedali. Ho la sensazione, dottor Lia, da quello che lei dice, da quello che dicono anche i suoi colleghi,
che quella mancanza atavica che noi abbiamo nel nostro vocabolario, sia la parola pianificazione, sia quella che anche in questa pandemia stiamo un po' soffrendo. Devo dirle al riguardo che noi faremo sicuramente una trasmissione proprio sui medici di base, perché quando io ho scoperto che il mio medico di base ha oltre 3.000 pazienti, ho cercato di capire come potesse questo povero uomo stargli dietro. Ma a prescindere da questi aspetti, c'è un aspetto interessante che è emerso in una trasmissione del 22 gennaio passato del giornalista Mario Giordano, la trasmissione Fuori dal Coro, andata in onda su Rete 4 se non ricordo male, che io riproporrei come diritto di cronaca proprio per una novantina di secondi e che fa un'analisi proprio sulla questione che lega la mortalità ai medici di base e alla mancanza di un protocollo. Quindi prego Matteo della regia di mandare in onda questo contributo filmato. Dare la tachipirina a casa in vigilante attesa è una follia. Noi potremmo avere gli ospedali vuoti e non avremo un bollettino di tutti questi morti. Sono più di 70.000 morti. Diciamo che magari all'inizio no, perché non lo sapevamo, ma almeno 50.000 di quei 70.000 li potevamo evitare. L'Italia ha il tasso di letalità da Covid più alto d'Europa e tra i più alti nel mondo. Il 3,5% dei nostri malati muore. Centinaia di medici hanno scoperto che la ragione principale di questa ecatombe è che gli ammalati restano a casa senza cure per giorni e giorni, finché le loro condizioni sono così gravi da finire in ospedale, quando però spesso ormai è troppo tardi. Questa è un'influenza molto più complicata delle altre, ma pur sempre una malattia influenzale virale. Le curiamo da 30 anni, io faccio questo lavoro da 30 anni, questi sono tutti i pazienti che abbiamo trattato. Nella prima fase nessuno è stato ricoverato in ospedale, sono tutti vivi. Se si interviene in tempo con i farmaci giusti nelle prime fasi, tutti o quasi tutti guariscono. Sono banalissimi i farmaci del nostro prontuario medico che noi usiamo da anni. E il dramma è che invece le autorità sanitarie negano questa possibilità, non la diffondono. Quella che è l'indicazione nazionale dell'AIFA è stata tachipirina e aspettate. Ad aspettare si finisce molto male. Nell'arco di 10 giorni questa malattia può fare un disastro. Associazioni di medici come ippocrateorg.org offrono assistenza domiciliare gratuita ai malati di Covid ed è stato anche messo a punto un vero e proprio protocollo per le cure precoci. E se i risultati dall'esperienza sul campo sono ottimi, perché non dare delle indicazioni? Dobbiamo tutti darci una sveglia. Bene, noi attingiamo a queste fonti che sono poi di pubblico dominio per il diritto di cronaca. È vero che sia Anita che Laura che Irene che collaborano con noi in redazione sono bravissime, però le nostre risorse non sono quelle dei grandi media, ma in ogni caso questi servizi possono essere utili anche ad ampliare il dialogo. Per cui le chiedo, dottor Manno, cosa ne pensa di questo servizio? Ma io concordo con il messaggio di fondo che se si fosse avuto un protocollo per la terapia anche domiciliare, soprattutto domiciliare, fin dal primo momento si sarebbero potute salvare molte vite. E non sono così ottimista a tutt'oggi sul fatto che vi sia una terapia univoca per questa malattia che è molto, molto articolata e non è una semplice influenza. Ci sono alcune cose che a tutt'oggi non si conoscono e che devono essere studiate. Per esempio, l'enorme variabilità fra diversi individui contagiati in condizioni simili o identiche. Uno non mostra nessun sintomo o quasi e l'altro va al decesso. Oppure i bambini non sono suscettibili e questa è una grande fortuna, come sappiamo, e i meccanismi per cui questo accade non sono chiariti. C'è un impatto enorme delle comorbidità, e cioè abbiamo visto, soprattutto nelle prime fasi, adesso meno, adesso l'età media si è abbassata e anche persone senza comorbidità possono andare incontro all'aggravamento e al decesso, ma sicuramente chi ha più patologie è più suscettibile. Quindi diciamo che è comunque una patologia grave, non ben conosciuta, con ancora dei protocolli non chiari. Alcune medicine e farmaci che si ritenevano fossero efficaci, alla prova dei fatti con i trial clinici non si sono in realtà confermati. Adesso c'è un antivirale che
ha dato ottime speranze sulla base di studi sperimentali e viene attualmente testato che potrebbe cambiare le cose. Ma certamente un uso appropriato di alcuni farmaci piuttosto semplici come la cardioaspirina, il cortisone, ma anche farmaci che sono in uso tipo il bisolvon, la bromexina, avrebbero potuto, se somministrati in maniera precoce, limitare enormemente il numero di decessi. Su questo sono assolutamente d'accordo. Che questo poi è il problema, perché in realtà noi non li conosciamo per nome e cognome, talvolta sono alcuni nostri nonni o persone che comunque conosciamo, ma nella media chi vede questo bollettino diariamente che viene dato attraverso le conferenze stampa di Zaia, piuttosto che poi dalla stampa sia a livello locale che nazionale, non hanno un'identità, quindi ormai li consideriamo dei numeri, ma sono storie di vita, sono persone, sono famiglie. E questo è il dramma vero che noi, se non siamo stati toccati direttamente, non percepiamo e che invece è importantissimo che venga percepito. Vero, dottor Liard? E questo è il problema che voi lamentate, cioè la scarsa attenzione all'individuo, a questo punto alla persona. Sì, dottor Baroni, però io vorrei fare anche un passo indietro, nel senso che oltre all'elencazione delle cose che non funzionano e che non stanno funzionando durante la pandemia, vorrei ricordare che il modello Veneto fino a qualche anno fa era un punto di riferimento nazionale ed internazionale. Prima ancora della legge nazionale di riforma sanitaria, la 833 del 1978, il Veneto già praticava buone programmazioni sociosanitarie, cioè riusciva a mettere assieme le due S, il sociale con il sanitario, al centro la persona per dare continuità assistenziale, per la presa in carico e soprattutto per l'integrazione. E invece con l'ultima legge regionale di piano sociosanitario si è pensato quasi di imitare il modello lombardo, cioè grandi ospedali hub super attrezzati e nulla o quasi nulla per il territorio. E la pandemia ci insegna che il territorio è fondamentale. Se noi non avessimo avuto i medici di base, se noi non avessimo avuto i medici delle USCA, gli ospedali sarebbero ingolfati ma da già un anno. Per cui questo è il tasto. Anche nelle conferenze stampa che fa Zaia, la monopolizzazione è sempre incentrata su una cultura ospedalocentrica, per cui non c'è nessun avviso di provvedimento per quanto riguarda il territorio. Ho capito. Allora, mi pare di capire che il problema vero che voi state sollevando nella strutturazione generale di questa logica sia la medicina di prossimità e quindi evidentemente come dire, ridurre questa distanza che invece si è creata. Ne torneremo a parlare subito dopo la pausa pubblicitaria con lei, dottor Lamarca, perché ho visto che annuiva, quindi un attimo di pazienza, i nostri messaggi pubblicitari, poi siamo nuovamente con voi.